Ad Agrigento domani venerdì 12 aprile nella Biblioteca Lucchesiana in via Duomo, su iniziativa del Centro di Bioetica Evangelium Vitae della Società Agrigentina di Storia Patria, alle ore 17 sarà presentato il libro Tindaro, la grua di Diego Guadagnino, che ascoltiamo. Sì, si tratta di un romanzo, è un'opera letteraria. Tindaro la grua, che dà il titolo al libro, è un grande penalista e il romanzo si apre con i funerali di Tindaro la grua, perché rappresenta il passaggio, diciamo, della vecchia avvocatura, che era un'avvocatura che riusciva a fondere bene, insomma, la cultura umanistica e la cultura giuridica, alla nuova avvocatura che è molto più tecnica e prescinde, diciamo, da queste, diciamo, dai territori della cultura umanistica. Ma non è solo questo, insomma, perché noi vediamo che uno dei protagonisti, anzi il protagonista del romanzo, è un giovane avvocato che all'indomani della morte del maestro Tindaro la grua indaga sulla sua vita e scopre degli elementi assolutamente insospettabili, inaspettati, inediti, per cui il romanzo lentamente si profila come uno spaccato sull'ambiguità umana, insomma, sull'ambiguità umana, tant'è vero che nel romanzo c'è anche la presenza di Cagliostro che è una figura, diciamo, emblematica dell'ambiguità umana, in quanto a tutt'oggi gli storici non sono concordi se si tratta di un maestro illuminato oppure di un truffatore, insomma. E quindi il romanzo non è soltanto, diciamo, questo passaggio dell'avvocatura, ma è una metafora sulla ambiguità della persona umana e anche su tanti altri aspetti della vita. C'è tanto in questo romanzo, c'è la Palermo degli anni 50, c'è l'Agrigento degli anni 80, ci sono vari spaccati sulla società di oggi.